Noi siamo felicissimi perché intanto sta brillando il sole completamente, dopo che giovedì avevamo avuto un momento di difficoltà, come sempre con la pioggia, però per fortuna il buon tempo ci ha riso e credo che questo poi sia accompagnato a una presenza di pubblico veramente molto generosa, molto felice proprio di tornare al festival, di poterlo rivivere pienamente, senza più limitazioni, senza le costrizioni degli anni scorsi. Gli anni scorsi avevamo avuto da parte del pubblico riscontri molto positivi perché eravamo comunque riusciti ad essere in città e quindi c'era molta gratitudine anche per questo. Quest'anno c'è stata la possibilità di vivere pienamente il festival come si è sempre fatto, e quindi penso agli incontri con Zero Calcare ieri sera, con Francesco Costa e Masneri, che sono stati appunto partecipatissimi, ma anche lì il concerto jazz con Mirko Rubegni, appunto l'omaggio a Louis Armstrong, e poi tutti gli eventi che noi stiamo facendo poi nelle piazze. Le piazze sono pienissime, da qui dove siamo, appunto in Piazza Alberti, ma il Fuoco Sacro della Scrittura, il Furgone Poetico che appunto diciamo raccoglie di tappa in tappa tutte persone che girano, che sono appunto anche, magari non ne erano a conoscenza, eppure grazie all'incanto della poesia e della musica che l'accompagna, ecco, vengono un po' rapite. Quindi questo ci fa molto piacere e si vede proprio che c'è proprio un calore rinnovato nella partecipazione al festival, e questo è il risultato più importante per noi, di cui siamo molto soddisfatti. A un certo punto rimaniamo bloccati per 10 ore sulla pista a Filadelfia. Io ero completamente impazzito, il resto dei passeggeri erano tranquillissimi, tutti americani, era un volo interno che doveva andare da Filadelfia a Boston, a Chicago, e tutti erano tranquilli, tutti che bevevano, mangiavano, insomma, io l'unico impazzito. E a un certo punto lo steward fa un annuncio che io non capisco e scoppia il finimondo dentro l'aereo, proprio un ammutinamento. Avevo di fianco una signora che sembrava Miss Marple e che aveva le vene qua del collo tutta rossa ponazza, dice unbelievable, incredibile. E io non riuscivo a capire cosa fosse, dico cos'è successo? È finito il ghiaccio, a bordo è finito il ghiaccio. Immaginate che quando io ero in Ucraina l'ultima volta alla fine di luglio, con i colleghi raccontavamo uno spazio in Donbass che era uno spazio di più o meno 5 chilometri. In meno di una settimana l'esercito ucraino ha ripreso 60 chilometri a nord-est, 60 chilometri. È un passaggio davvero significativo di questa guerra. Potrebbe cambiarne gli esiti, potrebbe cambiare la reazione dell'esercito russo, la reazione del Cremlino, perché un esercito occupante è ben più pericoloso quando sta perdendo, questo lo sappiamo. L'attenzione è calata drasticamente. 6 mesi fa, con un attacco che uccideva 10-15 civili, aprivano tutti i nostri giornali, compreso quello per cui io ho a lungo raccontato questa guerra. Oggi attacchi ben più sanguinari che provocano 30-40 vittime, non ce li ritroviamo neanche in una breve a pagina 25. 15.000 anni fa avevamo 6.000 miliardi di alberi, oggi ce ne sono 3.000 miliardi, ce li abbiamo dimezzati. Quello però che è più drammatico di questo è il fatto che 2.000 miliardi di alberi noi li abbiamo tagliati negli ultimi 2 secoli. Una persona che, diciamo, verso il 1820 avesse intrapreso un viaggio partendo da Palermo per andare a Oslo avrebbe viaggiato quasi ininterrottamente all'interno di una ininterrotta foresta primaria europea. Quindi quando immaginiamo, diciamo, quando pensiamo all'Europa e sentiamo quelle cose, sono stati i romani a tagliare gli alberi per costruire le navi, non è vero, erano 4 gatti, cosa dovevano tagliare? Gli alberi dell'Europa li abbiamo tagliati tutti quanti noi negli ultimi 2 secoli. You want to understand how is the first light and what has happened before the first light? Vuoi conoscere la natura della prima luce? Vuoi sapere che cosa è accaduto prima dell'avvento della luce? And they say, don't go away, don't go far. Come close to yourself. Non c'è bisogno di andare via e di andare lontano, avvicinatevi a voi stessi.
Don't make a journey to unreachable stars, but make a journey inside yourself. Non intraprendete un viaggio verso delle stelle che non potrete raggiungere, ma intraprendete un viaggio all'interno di voi Come stessi. close to yourself, to your me, to your I. Avvicinatevi al vostro io. But you are looking for God. God is inside you. Se cercate Dio, Dio è dentro di voi. And the exile, immigration, E l'esilio, la helps migrazione, you to come closer to yourself. ti aiuta a avvicinarsi a se stessi. Exile helps you to come closer to fire of yourself. L'esilio ti aiuta ad avvicinarti al fuoco che arde dentro di te. And you understand the life, the death, and the stars better than ever. Capisci la vita, la morte e le stelle meglio che mai. Suddenly I saw something strange. E di colpo ho visto una cosa stranissima. Something was happening here. Stava succedendo qualcosa. A lady was sitting reading a book. Una signora era seduta e stava leggendo un libro. Many years I haven't seen this. Erano anni che non assistevo a questa Everybody scena. is everyone is busy with it. Perché tutti stanno sempre guardando il telefonino. We will read. Okay. Continueremo a leggere. I believe in that lady.